A me mi chiamano Pascalì, a votare a casa un bacino a noi, che io faccio sentire la roba figlia. Io che la sera non mangiamo di, la sua caffè è pigliata in di, non pigliavamo con tutte le cucine, così apriremo tutta a noi. Io tengo mia moglie che è malandrì, ma sposai con Don Rapollino, ogni giorno facciamo a morire, sempre per capo dei quadrini. Buonasera eccellenza, che dopo una lunga assenza all'apparire della mia presenza, con insistenza faccio appello alle vostre intelligenze, che mi dimostrate tanta di quella benevolenza. In conseguenza ne sono a conoscenza, cariscino i miei momenti. Perciò io faccio a partenza, vado a Firenze, a Faenza, vado a Dimapatente, a Crescenza, a Bresima le va in deriva di malapatente. Perciò siete pregati, fanno pochi silenzi, che stasera da parlare l'onorevole Pallirenza. Papà è nato a Rio de Janeiro, perché la famiglia se ne è, perché se ne viene di fame. Papà se ne è qua con la famiglia sua, a 8 anni, se ne viene a Napoli, a Giuliano Vico Montone numero 8, e là siamo stati 52 anni, in una casa 4x4 con 16 figli. Ognuno di noi eravamo 4 persone in due letti. Erano portoni di legno però, ma antichi, che senza quando lo aprivo, che arriva cava, si va solo. 8 maschi e 8 femmine. Io sono con loro di me l'uomo. Sembra una semplicetta qua, ecco, non è che era più alta. Papà si metteva qua, acconciava un brand, acconciava gli scappi a noi che avevamo gli scappi scazzati. Usavo un casone, e diceva che stia a fare, e si metteva a fare queste cose alla famiglia, che mi sembra parecchio noi. Perché come un casone, poi si portano i casoni scazzati. Tutta la famiglia, perché quando papà si sposò, se ne erano 4 figli, 2 femmine e 2 uomini. Allora ci ti mangiassi una cosarella per tutti e 4, perché poi il primo matrimonio, cose, tenevi i figli e stavano un po' ansiosi, e scrivette una bella famiglia, tutta a rima però, ricetta. Se tutta la famiglia si viene pensata, si giusto 5, 2 sorelle e 3 fratelli. O prima è vicino che sud è cicano, poi viene scire, palossa e struppiato. Con certa sorella, ma per dire una traccia, la gente la chiama tettina per notte. Con certa l'ultimo è senza marito e 7 volte si è già partorito. A me non mi importa se non mi condanno, a me i soldi che farai no. Se tutto quando la domenica scimmia, che figurini niente che insieme facciamo. Per me sai, un amore di guagliù, ci ha botti di cisca per macchia e per bu. Diceva papà, parla c'è, ma perché le passò? Ma perché mi schiattate le so. Se non ha fornita faccio la sbratata, non cazzo, ma ci cazzo. Ma io sono pazzo, ma botti sputato. Papà ha incominciato a lavorare come falegname da suo padre. Suo padre era falegname. E papà ogni tanto ci va a pigliare la bottiglia d'acqua o padre. Poi anni là, stava un'osteria, che stava uno che stava a fare il macchietto. E si incantava, ci portava l'acqua o padre, che quindi solo la stagione. Si incantava a bere a chi che faceva la bottiglia là dentro. E faceva la macchietta. Ad anni in poi, papà si scimonetta. E si faceva una bella chitarra, si faceva un pezzo di legno e si metteva 3 corde, sciatti, che la fama che stiamo, non ne mancano parecchie, sciatti me la pendente di tram ci avrei buscato qualcosa, teneva il creatore picciretto. E papà così cominciò. Poi si accattava i sermoni, poi si imparava tutto senza a orecchie, insomma. Posto arriva papà, no? A piazza San Nicola, io si teneva la fisarmonica, la tengo là. Si aspettava in coppa la fisarmonica, aspettava quando veniva un tram. Si aspettava la coppa, e si bello grazie a Dio. E chiudeva la fisarmonica, si aspettava la coppa, facevo si giulito, e poi aspettava ora sono un polmone che arriva, e quando è una passata. Allora, questo era il posto dove papà aspettava il tram per andare a Napoli. Però quando passavo quello di là, passavo da quell'altro lato,
e sta setta camita e morì, stesso in coppa più là là. Poi scendeva una morte, allungava un pezzo e si metteva a rapare. In tutti i modi non sapeva se si va a Napoli o se si va a Giuliano, che non si capiva niente, non andava a manicomio. Papà, se per me faceva il giro, faceva gente attorno, stavano avvocati, professori di scuola, sindaco che si mettevano attorno a essi, non andavano a lavorare, non venivano a scuola per sentire a papà. Questa strofetta che ha scritto papà, l'ha scritta in lontano 56, che mamma si appiccicava sempre con papà perché papà portava sempre 1500 lire. Allora c'erano 1500 lire al giorno. Mamma voleva aumento perché vorrei che papà si stipava, che lei va bene mamma si stipava i soldi, sapevi? C'è chi sa c'è sempre a 5 euro e si appiccicava sempre perché la 500 lire. Certo papà, certo no, io ho già scritto una cosa a mamma, dice, certo io ho già scritto una cosa, certo papà che ci ho scritto? Mia moglie che è malandrina, certo ho già scritto. E papà ha scritto, pure 4 stropetti ce l'ha scritto a mamma. E ci scrivete che sta qua, vai maestro. Fa così. Io tengo mia moglie che è malandrina, padrone sempre i quadrini, e buonanotte io una mattina, se manca che pulsi di scorsi lupini. Io come per tutti i puglieri che la piazza assassina, con combinaia ieri mattina, per tu portafoglio che non era chi, sa preparai un bello urpino e mi fece una brutta disciplina. Per un vecchio cosci e braccerine voleva sanare con la peserina. I che sono figli ladrini, mi chiamai una monica vicina e mi imparai a buona dottrina. Non appena scendete le ballerine, sbattete in coppa un bello latino e la suggerete non sa che ruina. I commarine, sti signori, si mi parano tutte ricci, o pare portato non pare scarpini, e a orecchie portate non pare ricci, giacchettine, sottanine, e lo me ne portano le borsaline. Allora, quando c'è una cosa, no? Ci rubava i soldi, in tutti i modi, a casa succede, si chiama Natale in casa Cupiello, succedevano qua tutti i giorni. Papà aspettava tutto a papà per mangiare un secondo, so per lei 60 anni fa. Quando veniva papà poi, quando venivano attaccati cose qua fuori vicino a casa, facevano un guaglioso mangi, ci trovavi sempre una coda, dice papà non ti preoccupare, ci portava sotto là, perché avevo portato il secondo piatto, tutti i mezzogiorno. Mamma quando si è sposata ha fatto solo il primo, il secondo non lo faceva mai, lo portava sempre papà, un focatello. Carne, perché io poi aveva la macelleria e ci facevano pochi propaganda in dei ristoranti e che poi c'è passaggi e tu vieni a pigliare, non c'erano i soldi, però c'era una roba per mangiare. E noi mi ricordo io, tenendo una tavola riparata, perché c'erano parecchi noi, no? Mamma metteva la pasta a fagiolo, che la pasta a fagiolo bella, con il fagiolo nero, ci mangiavano quello, però quando mettevi quello focatello a tavola, noi siamo in aria, ci sono ma Natale in casa Cupiella, non sapevi che no, a me, a tu. E poi ti mangiavano pezzettini tanti, le chiede il secondo piatto. Grazie a Dio faceva mamma, in grazie a Dio che ne mangiavo prima, là non si può neanche mangiavo prima, perché parecchia gente, papà faceva chiamava, no, in dolore, venite, non mi sta mangiando piatto, e alle quanti botte si sono legate là da gente. Allora, io e Gigino, che da bambini ci trattavamo come fratelli, fatti grandi, sempre amici sempre stati, io banco in Napoli eravamo impiegati. Un giorno io avevo bisogno di 1000 lire, con mio amico Gigino mi convidò, e a 1000 lire non prestavo. Poi come fu? E come non fu? Non ci siamo visti più. Ma dopo 3 anni ci incontriamo, ci abbracciamo e ci facciamo. In là per là, pigliai a 1000 lire di mangiare. Ma io stavo non la volete accettare. Però io non parlo letto purtroppo mi supplicò. E io se non volevo accettare. Però come accontentavo si pigliava 5 aperitivi, gelato, marmellata, 7 pezzi di cioccolato, un caffè, un verdolino, facette pure un sonnetto a una signorina, un innamorato che stava vicino alla letto non faceva interi, o facette l'impedimento all'orino. Gigino diventano pazzi i caprichini, non mettono un tavolino,
lo specchio fino a fine, la facetta strapare, io punto valetta a me. I patti papere non voleva papà, ma pensando a minolire che issa mi prestai, ma siete zitta e non parlai, ma siete zitta e non parlai. Cucciarello è nato perché papà faceva 100 mestieri, faceva un brallare, faceva un scarpale, faceva tutto. Ma noi non pensavamo, se un po' di fame, certe cose che faccio, a cattico cozzo, ce l'avevo fruttare e perché fuori, in mecca fuori un balcone, fuori i palazzi, che la gente diceva che la sera non ne vai a no. La famosa cocuzza che usava papà. Ce la già fruttare, no? E non arrivava la coccia, facevo l'uccio, facevo un osso, facevo dalle cuore e mi mettevo fuori un balcone attaccato. E la gente si veniva a cattolici, ci lire, 20 lire, e papà faceva queste cose. Dice, a me chiamavamo cucciarì, a così lo chiamavano cucciarì. La coccia, una coccia morta. E Eugenio Chiellente ce l'hanno messo il nome, ci hanno messo i napoletani. E Eugenio Chiellente, chi è l'epoca che è fedente, diceva. Quando tra sera a qualche parte diceva, c'è permesso, se manca tra sé se lo fesse. Ma piglia una mazza e spessi parla a voi donne badesse, baronessa e contessa, lavoro che avresse, avete a perdere i la coppa la pattanessa. E questa entrata la fece pure per Totò a Roma, ad Anzio, quando Totò si faceva il cinema, il medico dei pazzi, e si la squadra sorella. Papà l'ha incontrato, è stata una giornata intera insieme a lui. Figurati che Totò certo mangiava, certo bevere e certo pure i soldi in casa. Però certo mi devi dare il tuo decapitato abiti, perché io ero una persona che ci piaceva papà, diceva tu tieni una maschera che sei una faccia comica proprio. Papà non ci voleva perché papà ci faceva in una cantina, un bicchiere di vino, si metteva a scrivere, il macchietto e cose. Là era il suo, là si va alla cantina, la rivista a fare un bicchiere di vino, là, quel vicoletto, che lo portavo. Lo portavo una rivista che veniva alla cantina, là passava le giornate fino a mezzanotte alla sera, sempre là dentro. Io per 5 ore, e l'11 e mezzo mi veniva a pigliare, mi metteva sotto l'orario. Era venuto. Allora, papà qui ha scritto questa famosa livella di viva, perché dopo ha scritto la livella dei morti. Papà, in quell'incontro che faceva nel medico dei pazzi, l'aveva incontrato ad Anzio. Allora dice, come pretti fa che la poesia che si mette a chiagnere, papà, che era troppo bello. Dice, io già scrivo la livella dei vivi, dice, su 17 e l'ha scritta, e poi così. America ci comanda. L'Italia obbedisce, la fame aumenta e la delinquenza cresce. Coppo guerra mangiano carne e pesce, ma sta storia quando sangue gli la pieggia allora fornisce. Bella c'è, mangiamo, beviamo, divertimmoci, ma chi là del mondo che caccia una vimma. Oggi morimmo e dopo 24 ore ci patimmo. Tieni la superba, tieni i milioni. Quando viene una seconda non tiene ragione. Si guarda guerra, si grida, si dimanda, si abbonano i Berlusconi, i tuoi beni, i tuoi milioni si schiappano un po' con l'ambiente. Invece quando tieni la salute non li ho. Ti fai un fritto di pesce con limone, un espresso di maccherone, una pollata di prosciutto e provolone, e sotto il braccio una bella guagliona per bere un'opera come vince il partito pallone. Però il bella c'è. Questa è una cosa che andavi tempo, diceva papà, la morte non tiene crianza, perché se tenessero poche crianze e tu ci sappiassero annanzi, invece che la piglia tutta imbaranza. Lo scrisse anche Totò, certi soldati, caporà e generà. Ah, ma serio silenzio, siamo tutti quanti qua, diceva Totò, non re, non magistrato, non grand'uomo. Te la senti che lo Vangelo ha fatto punto che ha perso la vita? Eppure no, diceva un bacio scopatore, non te ne mi sa ancora questo pensiero. E allora non vuole stare perché da un po' si pagliacciato e fanno i vini, così mi serve, a parte la morte. Viviani, Raffaele Viviani, tutta la famiglia di Raffaele Viviani, poi Arnoldo Fuochi, Emile, Detto Tavola, Eugenio Bennato, Edoardo Bennato.
venne tutto il teatro stabile al Vomero. Io ero piccolino, io e mio fratello Ascanio, ci mi mise là, tutti i pellicci vuole. Io e mio fratello mi parevano che lì, i zengarilli, con i catuni scassati alla rete, eravamo in un teatro che c'era tutta gente piena di soldi, gente importante. E poi dopo finito ci portavano a mangiare la pizza la sera, si faceva proprio dei 3-4 mattina. E mi ricordo, non mi scordo mai, al nord fuori, chiamava papà coppo palco, in pubblico, maestro, la voce non ti sente bene perché papà aveva il microfono che non la conteneva mai. Ce l'avevano che il microfono e ci mettevano l'impianto e papà suonava e faceva la macchietta. Boh, dopo si sente alla fine del mondo. Io facevo papà, si poi, mo faccio qualcosa perché io già sapevo, perché ci diceva sempre a presa a papà. No, non ti preoccupare, ce la faccio, facevo. Io dicevo sempre a presa perché come qualcosa ma ci imparò. E signori dei capelli vanno a morire e marrucchi di notte nell'ante, signori di bandana, gli americani espressi non modo che si doveva pulisse, mette in mano a robot, a ieri sera piazza tanto stomaco mi era vacante, se non ero contrabbandi, ma già devo accusa, sigarette mamma, caramelle mamma, sacchette bambine, ricordi signori, e cicciglio vecchio matte da rubare matarazzi, chiamare per dispietta, che accappate vina via, din 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 de campare, quell'ira per tutta, quell'ira per tutta, quell'ira per tutta, e signori nella pulita, hanno in che americana, ci rimoggia di mano, metta porta capua, a ieri sera mangia per lei, e capillo in coppia per lei, e capillo, io ricordo i camumi, ricotta, prete la vacanna, aprete, e timone catenate, e la vada vittoria, e pitti patti e la vada vittoria. La nuova compagnia di canto popolare. E come faccio a mi scordare? Ma ricordo come me, Roberto De Simone, Benetta Mauriello e ne due o tre che video registratore in mano. E abbiamo trovato Eugenio Ghirlanda in due. La signora che non ci sa più. Eugenio Ghirlanda, ci hanno andato luogo a piese. In tutti i modi, Benetta è una cosa, mamma. Tutti ci balorditi, i bretti tutti perché li fare a mano, cose, dice ma chi sei buono? Mamma non sapeva niente, mica come buono. Si stavano a tavola, Eugenio raccontaci la vostra storia, come ti fate a poco quando storia, come ti fate... E papà parlava sempre, io sono nato al Brasile, le stesse cose che sto dicendo. E poi mi fate sentire qualche cosa che avete scritto, e io ho scritto una cosa che diceva. Vogliamo fare una canzone su Giuliano, dicette il maestro Desimo. E dicette papà, dicette poi ci dice sta qua. E diceva, una signorina cammina passa, non ci viene notte la fanno guardare, che non si crede che chi la corteggia, quando cammina ci sono un lecce, un po' di panna per chi li fianca, un po' essere hitto sangue, che ti fanno chi li guagliò, una pacchia o papà quale guagliò. Poi facci mamma si sanno scusare, perché le bocche che stanno a cucciare, mamma, papà mi vengerà messo i come su credo povero adesso. Ma mamma vada tutto prima da c'è ma proprio di scornaccia. e poi certo in coppa sta a Cusarella qua facciamo una canzoncina come una trapanarella, che sono parecchi, e poi certo di scrivere trapanarella, certo, però la giriamo in un altro modo. E mano a mano papà ci riceve il parole. E trapanarello con trapanatura, e trapana mamma piglia pura. E trapani hanno messa si guaia, canta canzone da cuccumaia. La signorina cammina passa, non ci vino te la vanno a guardare, e quello che subito è prima non è stare dopo tu ne sai.
San Gennaro pensa che tu tante ricorrenze calma giù. Non prepete in coppa all'altare ma giù, ti pare un santo peccato, ma quando vai in da sacrestia, con 1000 lire per Maria. San Gennaro pensa che tu tante ricorrenze calma giù. E non c'è la castagna buonata, quando vai da Geturia, a tutto che annuncia, e quando vai a cacciare tua, e quando tu vieni a cacciare cantata. E una mappa sui veneziani, mangia pulente su bibita, e meglio cantante stanno a giudiare, e tira pistola stanno a casale. E facciato sono italiani, ma penso su Sicilia, e poi ci profumo sono di Roma, e per me è bella sono napolitana, e Mattia scuola sono americana. E brogniamo schiere sull'ingegnere, e brogniamo malate sull'avvocato, e prima di panne su calante, e tu mariuolo stanno governo. San Gennaro c'è casi, io sape come va a venire. Una signorina via di me, sa mi sa parrucca per coppe capi, quando va a casa si mangia il buffet e chi te ne famma guarda di betta. Non giù notte che sorte rubate, s'ha toccato un consuma, va fuori da macchina a lei, e poi me la sotto a chi va bene. E conoscita si mi torte, quella stanno guaiati so, e batte soltanto scuna già, e cammino in coppa a Milano. San Gennaro c'è casi che sape come va a venire. Me ne paga per sotto muro tentatore di balcarna, me ne paga per fuori alla tentatore di patana, me ne paga per una tilla tentatore di priatilla, ma si paga tutto caro, tutte cose faccio caro, ma venite quando ma sa miseria ma mondannamento, ovviamente rimane, non prima, sabato sì e domenica no, chi va di che se muore mamma una volta sì e una volta no. Chi va di che amore, mamma una volta sì e una volta no. Allora papà un giorno lo chiamarono, c'è te Eugenio a fare una festa a Marcianese. Se ha buscato i soldi, non ti preoccupare, ha buscato bellire no. Papà come si è detto Marcianese, un detto ne chiama Vinego. Papà si parte, piglia un pullman, scende a pezzo, a zona di Cesa, veniva a Cesa. Papà che lo tratti in questo pullman, sai, c'è tappeto. Bella buona chi si già, che sapevano che vai a che lo posto. E io già sentito, non mi preoccupare, sentito, mangiamo noi a far sapere. E io spogliare una noce, non tiro una renda, la so che ho fatto la posteggia, a sermone, papà tutti gli anni non è la cosa, poi trovai la prega ciuletto, trovai in una terra, tutti gli anni, hanno rubato i soldi, a sermone. E a Giuliano, un circo si chiamava il Circolo dei Signori. Come sapete una notizia, non ti preoccupare, non ti abolire, c'è la sermone, da accattare noi. E papà aveva la 48 bass, nera era, Artstone si chiamava. Loro ci vogliavano a 80 bass, a Castelfidardo, ma scordo mai. Poi fuori a quella sermone scappavano pure 100.000 lire. C'è te che si è capito che c'è una culletta per là dentro là, non mi scordo mai. Ma voda luna, tenga una mamma che nessuna tena, magna sabbia di mano, chi si muove più a cadendo dramma che la capo. Mangia lentamente, non lo sai chi sono, sopra di per banquette, per te piglia la pena, si nasce rimane, tu vai un campo santo e mangia tue presenze.
Gli ultimi periodi della vita, papà si metteva innanzi allo specchio solo su, diceva oggi, puh, che fine che hai fatto. Tutti e poi faceva vicino a me, vieni a Catone. Ti dico una cosa tu, non fa morire queste cose che mi facevi. Poi papà non si poteva vedere più, si scimette. Allora se con mia sorella che guardava un bel giorno, siamo capo noi a fare posticci. Teneva che la malattia, siamo andati là a fare posticci. Poi da quel giorno noi non sapevamo una rostiva. Siamo stati 3 notti, ho fatto 3 notti a casa di una signora, la signora a fianco a noi, a fianco ieri piccolino, a la televisione, poi avevo con notizie, papà ecco. Mio fratello che si va a Napoli, io tengo i cani poliziotti, a là dice, l'abbiamo vista Eugenio che lei, però teneva tutta la mano, tenuto anche vicino a una parete, certo che lei è caduto pure, e lui mi pensava, dice, tu vedi che sto coccando la mangiata o cosa. Mio fratello, il più grande che adesso non c'è più, certo a me nessuno mi leva capo, in da nottato, perché si è appena nottato con noi, con mio fratello Ascani, io e a freddo, che non ci sta più. Certo a me nessuno mi leva capo, papà sta là, papà sta andando a che littere, ma è più dentro. Ah, mattina io mi là una volta, dice, noi però tanta polizia. Io mi rendo, bella buona, mi detto, una issa con lei per bocca. Chi sta papà, mio fratello lo trovo prima, chi sta papà, figlio mio, muore di fame, cioè, se lo sta parola. E lo portai in ospedale verso, e come stava combinato, mamma mia, perché lo freddo che la maniera non era morto. Poi lo portai in ospedale, c'è una bella lavata, ma come stava combinato? Lo portai in casa, certo mi dice, certo, vedi una cosa su. Certo, questo qua è Eugenio che lei, non è 3 mesi viti, certo. Certo, poi fra poco perde il cervello, lo perde proprio, perché a me mi conosceva più. A mio fratello diceva, a fare la barba, figlio diceva, mi preoccupate, ma viene mamma e per un soldi del barbiere, non capiva niente di più. Poi mia sorella che, signore, io sono andato quando, ma viene mamma e papà, e per tutta la mesata, non mi preoccupate. Così era per il cervello. E così l'ultimo è venuto, certo, 3 mesi, è 3 mesi che andava. Mi ricordo che io e mia sorella mi chiamava, io venivo a lavorare all'ultimamente e mi si a fare la barba, mi chiamava, non voglio uno, io ma a casa passa non sente più. Ma che sta base, ma la fretta manca di papà che tu hai spuntato. E tu a papà che si aveva un più su che a sentire, ma che è? Certo no, che papà non sa come, dice tu, sai papà come? Ma ci disse che la capa così. Bella buona, mi riesco là fuori a fumare la sigaretta, bella buona. Solo mi stava a scegliere un coppo con chi là, che prima si faceva lavare i panni che sceglieva e co. E sta là, papà, ma che stai a dormire? Cioè, vuoi scappare un po'? Mi chiama a me là fuori, c'è Tony, ma io papà non vuoi che buono, non vedi un po', non vuoi che... Chi si muove più? C'è ma sta a dormire? E sta pre, papà. E funetto. Papà è portato a Giuliano, un cimitero di Giuliano. Sta andando con mio fratello, i 2 miei fratelli, e 2 sorelle che tengo, e sta papà. Sono 5-6 loro andando a Giuliano. Allora, qua questa è la bomba funebre dove hanno fatto il funerale a papà, con 1.800.000 lire ci faceva il trentesimo, messi in da chiesa, anniversario, certo per Eugenio ci pigliassero manco i soldi, e non mi scordo mai che teneva 300.000 lire, però fatta proprio. Questo è il famoso. Ciao Tommaso, eccolo, quello è il signore che lo voleva troppo bene, veramente. Questo conosce voi, ma ci facessimo un funerale qua, ci facessimo una bella azione, no? Ecco, ma non voglio come dico io, inventavo le cose come niente puzzo, parlando inventavo il cose. E secondo te, come ho già detto, non ha ciucciure più, Buonasera e buon principio, ci faremo un coppo con l'allamento del municipio, o tempo di festa, pasta, pullasta, capitone, baccalà e manesta. Troppi feste, acqua, neve e tempesta, l'onore di disoccupazione e cambiare in protesta.
Anno nuovo, vita nuova, non ne ho vero, non ci ho trovo, sai quello che lasci e non sai quello che trovo. Hanno fatto il palazzino no e in casa non la trova. La tamatini mai izzeroli, ma che verena, a bimbi ciambina, ma a me sto fatto mi pare strano, ma che è più grosso è una secchia di cane. Ci metto un mamma, a fatta lì, l'insetticida ma creoli, non può che poveri per le sciolti, ma che verena stare di lì. Ieri e mati, sta piezza per te, si erano passati in testa e carelle, io l'ho pigliato per delicatezza, l'ho buttato in da monnezza. E mo finalmente che pace a beata, che soddisfazione mi ci pigliato, ma quasi quasi sta ancora in mutante, e va che strappa una bottiglia di spumante. Guardo gli orgi sono ancora alle 7, ma me ne torno di nuovo a letto. Ma non appena mi sono buccato, a se sapessi ciò che se ne no. Mo piglio una mazza, mo piglio un martello, e quando torno sto in coppo capello, ci tira una mazza e una martellata. Ma solo capello faccio un guaio. Appiccia la luce, paravo un balcone, poi potramente non vedo cazzone, né non appena mi chiama una giacchetta, che non mi risponde per l'intera che I come corre sta piezza patente, ma rimane un po', per sta patente. I come corre proprio mezzo e scappa, a parola mia ti vanno ospitare. E mo finalmente da giacchiappò, la coppa ponesta da giuntò, e si muore solo questione d'onore. Abbi messo a pagare un ghiaccio su. Ah, che storia di stamattina, senza la prima c'è rete lì, quasi quasi mi ha alzato a letto. E ci ricercano signori di bene.